Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video del calciomercato Pattano, come state? Tutto bene? E ho lasciato ieri con un messaggio, con un post su YouTube dove dicevo che oggi ci sarebbe stato un nuovo video durante la serata e in questo video ci doveva essere una sorpresa perché io dovevo andare a fare la live sperando di arrivare già a 50 iscritti e qua tutto a posto, bene, siamo a 49 iscritti, cioè da stamattina siamo a 49 iscritti, quindi ce ne manca uno, vi prego, voglio fare girare il canale, voglio, vi prego, però io benissimo, voglio, se raggiungo i 500 iscritti entro 2 anni, cioè 1000 iscritti entro 2 anni, e oltre cioè 500 iscritti entro un anno, questo è sicuro. Entro l'anno prossimo dobbiamo arrivare a 500 iscritti e dobbiamo raggiungere almeno le 3000 ore di visualizzazioni. Quindi voglio, ci serve per portare avanti il canale. Vi prego, voglio, è fondamentale, quindi iscrivetevi, schiacciate il tasto iscriviti. Vabbè, allora, oggi è uscita una notizia che non è una vera e propria notizia di mercato, ma è un comunicato da parte sia del giocatore del Napoli, l'attuale centrocampista del Napoli, e anche il comunicato nella sua nazionale, cioè Camerun, che lui ranghista per chi non lo sapesse è camerunense. Avviene nel comunicato del Camerun dove dice io comunico che Anghissà è infortunato a stiramento muscolare. Cioè, ma giù, che gli stanno buttando la sfiga addosso, giù. Cioè, ma seriamente, stanno buttando talmente di quella seccia, talmente di quella seccia, che stanno facendo male tutto quanto. Cioè, ma ti pare normale? Voglio vi pare normale? Cioè, ma non è normale. Sarà che il preparatore atletico del mister Antonio Conte l'anno scorso è cambiato rispetto a quello dell'anno scorso. Ci ha mandato a quel paese. Forse il Napoli ne ha preso un altro. Forse sarà questo? Non lo so. Però sarà che avrà ragione il procuratore là di Lobotka, che i carichi di lavoro sono troppo esagerati. Può essere questo? Sì. Però, cioè, ma giusto, un po' quella situazione, cioè, non stiamo manca a metà campionato, cioè, siamo alla 12ª giornata, la prossima contro l'Atalanta è la 12ª, sì, e qua giù, cioè, la metà stagione, metà campionato sarebbe a 19 partite, perché 19 più 19 fa 38 partite, fa 38, quindi 38 partite sono il numero di partite che ci sta nel campionato di Serie A e quindi cioè manca non stiamo a cominciare 12 settimane fa un altro poco è cominciato stiamo manca a metà campionato cioè ma stiamo proprio guaiando cioè oggi veramente stiamo proprio guaiando ma dobbiamo prendere un nuovo centrocampista subito a gennaio a calciomercato invernale o se no stiamo inguaiato seriamente oggi cioè per farvi capire noi la nostra sfida ci entra la botta subito, un paio di giorni dopo, infortunato anche sta. Cioè, ci trasano un giocatore e ce ne esce un altro. Cioè, boh, cioè, boh. Vabbè, ora parliamo di una, dopo questo sfogo, una specie di sfogo, parliamo di una notizia che sta uscendo in queste ore, cioè il Torino ha messo nel suo mirino per gennaio un difensore ha 22-23 anni circa, adesso non ricordo precisamente, e è un talento, un giovane talento della Juve Stabia, attualmente gioca nella Juve Stabia e ha giocato anche nel Sud Tirol, se non mi sbaglio, correggetemi qui sotto nei commenti se è giusto quello che sto dicendo. In pratica il Torino lo vuole acquistare
per una cifra che si aggira intorno a 1.200.000, 1.400.000, 1.600.000 circa. E più o meno quelle sono le cifre, eh. Poi bisogna capire anche lo stipendio. Non ho informazioni, attualmente non ho informazioni sullo stipendio, però so che potrebbe chiedere un 500.000 euro per una stagione, 5-6, massimo 1 milione a stagione, poi più di quello, 1 milione massimo, avevo ho tirato 1.100.000, però più di quello non è che può chiedere, perché non è che il Torino abbia tutta questa disponibilità economica. Poi mo non ricordo quanto prende alla Juve Stabia. Diciamo, mi devo vedere un po' di statistiche di questo giocatore, eh. Non vi svelo, non vi svelo questa cosa, che appena mi hanno chiamato per questa notizia, sono rimasto sorpreso, eh. Stanno difensori talentuosi migliori. Per esempio, poteva andare a prendere un Marianucci in prestito, dici tu, vabbè, te lo faccio, dici a Napoli, te lo faccio crescere, e te lo a riprendere a giugno, quello che è. Però vabbè, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che i 50 iscritti sono importanti, e mi raccomando lasciate like sotto questo contenuto, ciao!